Anzitutto un grande saluto all'iniziativa di Montefedi. Ricordo l'anno scorso quando ci trovammo con Gad Lerner nella chiesa strapiena con tanta passione, con tanti sentimenti. Io ce ne avevo anche uno in più perché dopo qualche giorno sarei stato creato, come si suol dire, cardinale, non che poi sì, però insomma qualche emozione me lo dava, ma mi ha dato tantissima emozione il riflettere con voi, con Gad, e soprattutto vedere e sentire tanta vicinanza, tanta partecipazione nel cercare di capire il momento che stiamo vivendo e anche di trovare delle risposte serie, credibili, vere, che affrontino i problemi e non facciano finta di risolverli o pensino di risolverli in maniera ignorante, in maniera affermativa, con delle scorciatoie che in realtà rimandano soltanto alla soluzione dei problemi. E poi ovviamente un saluto alle ACLI di Bergamo, un saluto quest'anno anche a tutti quanti, ancora più vicino, ricordando la sofferenza che avete vissuto in questi mesi terribili, davvero terribili, della pandemia. Forse siete la provincia che ha sofferto di più, o comunque le immagini terribili di quella sconcertante solitudine con cui venivano portati via i vostri cari e quindi anche i nostri cari, e forse l'immagine più chiara, più evidente di che cosa significa la pandemia, e anche quella da cui ripartire per capire, per scegliere, per evitare che la pandemia, di sprecare un avvenimento così tragico, che però deve aiutarci a rientrare in noi stessi e a scegliere, no? Ed è questo forse anche un po' la domanda che ci accompagna, perché la riflessione che ci accompagna è quella sulla fraternità. Non va tanto di moda, non va per niente di moda. Siamo in un periodo in cui la fraternità è molto limitata e quindi non è fraternità. La fraternità è soltanto con quelli uguali a me, con quelli che la pensano come me, con quelli, diciamo, come si direbbe nei paesi, da razza mia, cioè quelli che sento cromosomicamente vicini a me, uguali a me. E poi sappiamo che i litigi più pesanti, più duri, più dolorosi sono proprio quelli tra i fratelli, e non c'è il cromosoma che ci garantisce la fraternità, ci può garantire di avere gli stessi tratti, ma non la fraternità, che è un'altra cosa, indipendente. Ed è una delle consegne che il Vangelo affida a tutti quanti noi. Non siate fratelli, il Signore ci insegna ad amarci come fratelli. Lui per primo è venuto a essere la fraternità con gli uomini, qualcosa di inconcepibile. Dio che non considera un tesoro geloso l'essere di Dio, ma annientò se stesso per creare una fraternità, per farci sentire che anche Dio è davvero fratello nostro, e per ricostruire quella fraternità che il peccato continua a generare nella vita degli uomini, dentro di noi e tra di noi. Davvero la redenzione significa questo, poi significa che quella fraternità segnata dal male può essere ricostruita, e che la fraternità con Dio e quindi tra di noi, ed è questa la redenzione, viene ricostruita da Dio che si fa uomo, da Dio che si fa fratello. Ora, non va di moda la fraternità, non va di moda perché al contrario c'è l'individualismo. L'individualismo non ha bisogno della fraternità, la usa, siccome anche la regina, come si suol dire in linguaggio un po' popolare, ma anche con la saggezza, anche la regina ha bisogno della vicina, si suol dire,
cioè anche la regina poi in fondo fa due chiacchiere con la vicina, ne ha bisogno. L'individualismo c'ha anche bisogno di qualche scampolo di fraternità, meglio ancora se digitale, cioè senza poi le controindicazioni di un rapporto vero, quindi anche in cui non posso pensare di cancellarlo con un tasto, o di azzerare con un tasto, o di accendere e spegnere a seconda del mio desiderio o della mia emozione di quel momento, no? Ma è una fraternità molto limitata, è una fraternità, direi che non è fraternità, è come quel minimo di relazione per cui sto con qualcuno, chiacchiero con qualcuno, dico qualcosa a qualcuno, condivido qualche cosa. La fraternità ovviamente è un'altra cosa. La fraternità è pensarsi insieme, la consapevolezza che quello è mio fratello e che quindi non posso fare a meno di lui, che lui è come me. Se mio fratello si sente istintivamente una unità profonda e dovremmo capire un po' di più, se c'è appunto la fraternità, che cosa significa che facciamo agli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. E la fraternità è anche qualcosa di fisico, come tra fratelli, in cui si scopre quanto siamo vicini, quanto siamo uguali, perché abbiamo lo stesso padre e la stessa madre, no? Insisto, non va di moda la fraternità. L'individualismo ci ha molto allontanato. C'è stato un distanziamento prima di quelli dei tanti decreti che ci hanno accompagnato in queste settimane. C'è un distanziamento non detto eppure molto efficace che ci ha allontanato dagli altri, che ha reso il nostro rapporto con gli altri strumentale, cioè se mi serve faccio qualche cosa con loro, una fraternità direi di servizio, quindi non una fraternità. Nella fraternità c'è sempre qualcosa che di gratuito. Con mio fratello è ovvio, non c'è niente di costretto, è mio fratello, poi è un legame di amore, è un legame affettivo, non è un legame il fatto che possiamo continuare ad avere solo per dovere, no? Non va di moda la fraternità, eppure non possiamo farne a meno, eppure è la grande sfida, quella di scegliere interiormente la fraternità con tutti e di costruire un legame con tutti. E qui due ultime considerazioni. Uno, che non c'è Vangelo senza fraternità. Il Signore ci manda 2 a 2. Il comandamento del Signore è di amare Lui e amare il prossimo come me stesso, e il prossimo è quello a me più vicino, cioè quello in cui io scopro la fraternità, scopro che è come me, scopro che è mio fratello, appunto il prossimo. Nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie, nelle nostre relazioni c'è fraternità? E onestamente ce n'è poca, ce n'è troppo poca. È una fraternità molto uguale a quella del mondo, poi come dire, poi se c'è qualche piccolo problema immediatamente si rompe, oppure ha sempre un limite. La fraternità non ha un limite. La fraternità lo supera il limite perché è sempre mio fratello. La fraternità vuol dire pensarsi insieme. La fraternità vuol dire che addirittura noi dovremmo avere un cuore solo, un'anima sola. Perché la descrizione della prima comunità non a caso indica il fatto che i cristiani, cioè la comunità dei cristiani, cioè il ritrovarsi dei fratelli, l'esprimersi della fraternità, porta ad avere un cuore solo, un'anima sola. Questa è l'immagine, questo è l'ideale che noi dobbiamo raggiungere. E allora credo che capiamo quanto siamo distanti e quanto facciamo fatica a pensarci insieme, quanto la fraternità è solo strumentale, qualche volta avvertita addirittura come fosse una limitazione.
L'individualismo fa pensare in noi come limitativo dell'io, oppure fa pensare in noi come una realtà da sfruttare e non a cui donare la nostra vita, no? Ma non ci può essere Vangelo senza fraternità, perché il Vangelo significa scegliere di amare l'altro come me stesso. E quindi nell'unire l'amore per Dio e l'amore per il prossimo rende la fraternità costitutiva dell'essere cristiano. Il cristiano è un fratello, il cristiano è un fratello universale, potremmo dire, perché è un fratello con chi? Amatevi gli uni gli altri. E chi sono gli altri che io devo amare? Tutti. Non c'è una categoria esclusa, non c'è una condizione che permette di non amare. Il Signore ci manda sino ai confini della terra. A Pentecoste tutti capivano quello che gli apostoli dicevano, proprio perché è il linguaggio della fraternità ritrovata. Se il male divide, lo spirito che amore unisce, tanto che gli ascoltatori restano diversi da tante provenienze, ma si capiscono tutti. E questo appunto è la ricostruzione della fraternità. Quando annunciamo il Vangelo e soprattutto cioè viviamo il Vangelo, si ricostruisce la fraternità. Un'ultima considerazione: i poveri ne fanno parte di diritto, perché sono i nostri fratelli più piccoli, quindi non è soltanto fanno parte della nostra fraternità, e lì ci dovremmo chiedere, uno, quanto siamo fratelli? A volte non ci salutiamo nemmeno. A volte ci imbarazziamo, adesso non possiamo darci la pace, paradossalmente quasi ce ne diamo di più adesso che non possiamo darcela, ma qualche volta non si percepisce la fraternità tra i cristiani, tra coloro che il Signore chiama a condividere il pane e a vivere nella stessa mensa. I poveri sono di diritto i suoi e quindi i nostri fratelli più piccoli. E manifestare attenzione e fraternità verso i poveri nella vicinanza, nell'ascolto, nel dare le risposte necessarie, credo che mettiamo in pratica un'indicazione fondamentale di Gesù, che ci chiede, che ci ricorda che qualunque cosa facciamo a loro l'abbiamo fatta a Lui. Allora, in un momento come questo, in cui abbiamo tanto bisogno di fraternità, abbiamo tanto bisogno di ricostruire i legami che uniscono l'io e il noi, che ricostruiscono la comunità di fratelli e delle sorelle, scegliamo di esserlo. Ricordiamoci di come il Vangelo e la fraternità sono due elementi profondamente uniti e che non c'è un discepolo che non sia anche un fratello. Non può esserci un cristiano da solo. Il cristiano come minimo già ce n'è uno, il nostro Signore Gesù, il primo che si è fatto fratello e che ci indica la via della fraternità con tutti, ed è bellissimo, a cominciare dai più poveri. E quindi buona riflessione e soprattutto amiamo, difendiamo, costruiamo la fraternità, che come tra fratelli, quello lì non ce li scegliamo, eppure è la gioia di poter avere quel fratello e tanti fratelli, ed è sia questo anche un po' il nostro impegno, e che la gioia della fraternità possa riempire la mia e la vostra vita.